Poco più di 4.700 abitanti è un territorio che risente delle influenze di confine con il vicinissimo Friuli Venezia Giulia. Fra Maggiore è l'amministrazione veneziana al voto che risentirà maggiormente della dieta imposta dal governo Monti. Riduzione del numero di consiglieri comunali, soprattutto per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Qui si passerà da 16 a 7 consiglieri e gli assessori non saranno più di 3. Lotta a due per il governo della città. Da una parte la continuità con la precedente amministrazione di centrodestra, in campo l'ex vice sindaco Leopoldo Demo. Il nostro slogan è rinnovamento nella continuità. Dall'altra l'outsider Daniele Vettoretti. Abbiamo rubato un po' dal presidente Barack Obama, lui ha detto yes we can e noi dobbiamo dirgli yes we must, e cioè dobbiamo farlo. Demo, 62enne commercialista, è vice sindaco da 10 anni in una realtà dove il centrodestra ha dominato a lungo. Basti pensare all'82% delle preferenze con le quali il sindaco uscente Igor Visentin vinse l'ultima tornata elettorale. La sua lista è espressione di una alleanza di questi tempi rara, quella tra PDL e Lega Nord, priorità ben definite. Occupazione e disagio sociale, la riprogrammazione del territorio, abbiamo ormai ultimato l'iter di approvazione del PAT, e efficientare la pubblica amministrazione attraverso la convenzione con i comuni limitrofi che ci permetterà di ridurre le spese e migliorare i servizi. Vettoretti, 67 anni, in pensione da 1, ha dalla sua parte una lunga carriera da manager e un'esperienza professionale che lo ha portato a viaggiare in 13 paesi del mondo. Attorno a lui una lista eterogenea che cerca di spiazzare il predominio del centrodestra con 3 obiettivi. Il lavoro, dove bisognerà fare qualcosa sia per le persone in cerca di lavoro che per i datori di lavoro, la sicurezza sia attiva che passiva nel territorio perché abbiamo avuto degli avvenimenti spiacevoli, e poi il sociale dove ci sono tante famiglie in questo momento in sofferenza a causa della situazione.